buonasera a tutti, sono Mario Fumei, consulente finanziario e private banker per Banca Fineco. Sono qui come ogni venerdì per raccontarvi qualcosa relativa a quello che è successo in settimana dal punto di vista economico-finanziario. Cosa possiamo dire della settimana corrente? Beh, la cosa principale che abbiamo potuto vedere è stato l'aumento dei tassi di interesse da parte sia della Banca Centrale Europea che precedentemente anche della Banca Centrale Americana. Cosa significa questo? Significa che le banche centrali stanno cercando di limitare l'inflazione, perché come sapete è molto elevata, aumentando i tassi di interesse e quindi cercando di restringere la crescita economica e ovviamente anche la circolazione della liquidità. Che effetto ha questa operazione direttamente? Beh, l'effetto principale è su tutte le variabili dei tassi e quindi dai tassi attivi ai tassi passivi e particolarmente sui mutui e sui crediti concessi alle aziende. L'effetto di questi aumenti sull'economia reale si vede non subito a livello macroeconomico sto parlando, ma solamente dopo 6-8 mesi. Qui potete vedere il bilancio nella slide, che se magari ecco, la regia la ingrandista, potete vedere il bilancio della Banca Centrale Europea, cioè quanti titoli ha in carico e quante attività finanziarie ha comprato sul mercato per cercare di tenere sollevata l'economia, specialmente negli ultimi tempi in cui c'è stata la pandemia. Un bilancio estremamente elevato, 8.543 miliardi di euro. E tutto questo è successo negli ultimi 10 anni in cui si è cercato di stimolare la crescita dell'inflazione. Poi cosa è successo? È successo che con la fine della pandemia immediatamente l'inflazione si è rivelata e le banche centrali hanno continuato a tenere un atteggiamento estremamente prudente nell'alzare i tassi dicendo che l'inflazione era temporanea e poi è scoppiata e ovviamente, se vediamo l'altra slide che ho portato, possiamo ragionare anche su questo. Come vedete nella prima, si può ingrandire così lo vediamo meglio, ecco la linea gialla è l'aumento del 2022, le altre linee che vedete sono le altre situazioni di aumento della Banca Centrale Europea. Come vedete l'aumento è stato immediato, subitaneo e in brevissimo tempo e questa cosa ha causato uno shock un po' sul sistema. Però uno potrebbe anche obiettare, ma perché la Banca Centrale Europea invece di aumentare i tassi di interesse che come abbiamo detto hanno un effetto dopo 6 mesi, 8 mesi sull'economia reale, non drena la liquidità dal mercato immediatamente, cioè non la ritira vendendo i titoli che si è comprata e ritirando la liquidità? Beh, perché 10 anni di tassi zero nel mondo hanno causato una specie di, chiamiamola droga finanziaria, e oggi c'è bisogno un po' di metadone per abituare il drogato a uscire dal sistema, perché se tu togli oggi la liquidità con la leva finanziaria enorme che c'è nel sistema, la BIRS stima 80.000 miliardi, potrebbero succedere delle problematiche importanti su alcuni operatori. Ecco, questa è la mia pillola, vi saluto, vi ringrazio e buona serata e alla prossima.